Al campionato di Serie D, le domande ora dovranno essere approvate in sede definitiva dalla commissione di vigilanza del campionato. Oltre alla Nurese faranno parte dell'interregionale Olbia, Torres, San Teodoro, Arzachena, Moravera, Latte Dolce e Lanusei. Sono due le neopromosse, San Teodoro e Latte Dolce, che affiancheranno le squadre sarde che lo scorso anno sono cimentate in quarta serie. Mancherà l'appello dopo tanti anni di militanza e il Budoni è retrocesso al termine di una stagione sfortunata. L'Olbia spera invece di uscire dalla pattuglia di squadre sarde di Serie D per approdare in Lega Pro. I galluresi hanno presentato domanda di ripescaggio e le chance che venga accolta sono molto elevate sia in ragione delle rinunce che stanno riguardando decine di squadre anche blasonate, sia per la nuova struttura societaria che si è data all'Olbia, che punta decisamente a mantenere la squadra tra i professionisti. Sulla Torres pende invece la spada di Damocle di nuovi interventi della federazione per gli strascichi della gestione dell'ultimo campionato di Lega Pro, terminato con una retrocessione a tavolino per illecito sportivo. I sassaresi, alle prese anche con un nuovo cambio societario, sperano di poter ripartire almeno dalla Serie D. Quanto alla Nurese, la società del presidente Michele Artedina ha perfezionato l'iscrizione per il terzo anno consecutivo alla Serie D e viste le premesse dell'estate questo è già un grandissimo successo. In queste ore sono in corso i colloqui con il mister Marco Mariotti, confermato sulla panchina verde-azzurra per il terzo anno consecutivo. La società e lo staff tecnico stanno redigendo il programma che dovrebbe portare alla costruzione di un organico giovane ma che ha l'ambizione di stupire puntando in primo luogo ad una salvezza tranquilla.